Segem de dervi skol, dervemi tuc, non possiamo, almeno, iskol medi, adesso disen secondaria di primo grado. Modestamente rifaccio l'appello a tutti quelli che possono avere competenza in merito e poteri in merito e autorità in merito o anche solo per dare un parere. La riapertura delle scuole sarebbe opportuno che avvenisse per tutti, non fino alla prima media, alla seconda, alla terza no. Per cui l'appello che vorrei fare, e non sono l'unico certamente a pensarla così, è appunto che possano ritornare a scuola tutti i ragazzi almeno fino ai 13 anni, anche perché far andare fino alla prima media sì e alla seconda e terza no ha poco senso da tanti punti di vista. Cos'è che entra il Davide Cugolia del Caravaggio? Ma direttamente una gota. Mi ha ispirato forse l'uso della luce di questo grande pittore che a me piace tantissimo e che anche ho amici e amiche a cui piace. Sarà perché simboleggia un po' che non sempre il più forte vince, sarà per tanti simboli che può avere, così l'ho messo come accompagnamento a questo video, che è uno di quelli che vuole ricordare l'anniversario del nostro canale, per cui domani sarà un anno che ho aperto questo canale YouTube. Facciamo appunto un po' un ricordo di quello che abbiamo pubblicato e metto su tanta roba in milanese, però ho messo anche diverse riflessioni e inviti su tematiche di attualità. Una di queste appunto è la scuola. Non entro qui assolutamente in discussioni su zone rosse, verdi, gialle, arancioni, compagnia bella, e pare evidente che l'importanza della scuola, anche se a parole tanti l'hanno detto ma in realtà pochissimi l'hanno tenuto in considerazione. Il Presidente del Consiglio attuale ha detto finalmente, qualcuno dice che i problemi non sono all'interno ma sono fuori per il pericolo di contagio, meno male, perché quel di prima l'aveva mica capita. E allora se questo è vero, personalmente chiedo che venga presa in considerazione appunto l'idea di far tornare almeno tutte le cosiddette medie inferiori, ovvero secondarie di primo grado, in classe, in sicurezza, con tutte le garanzie che ci possono essere, ma veramente per il bene dei ragazzi, della scuola, delle famiglie. Speriamo. E chi può faccia girare questo invito, se siete d'accordo. Ciao ciao a tutti.